Compie 100 anni la Vittorio Veneto Cansiglio, la cronoscalata dell'Automobile Club Treviso che si correrà domenica 25 agosto, la cui prima edizione risale proprio al 1924. È l'ente di Viale Verdi a organizzare ancora una volta la corsa, con il direttore Angelo Centola che ricorda che c'è tempo fino alle 12 di domani per iscrivere le ultime vetture, già 120 quelle iscritte. Abbiamo ottenuto dalla federazione una proroga e una deroga al termine e alla scadenza delle iscrizioni, perché da ieri alle ore 24 sono state prorogate la possibilità di iscriversi a domani, che è mercoledì 21 di agosto, entro le ore 12, quindi abbiamo anche questa finestra, questa possibilità che ci può essere utile. Quindi invito tutti coloro che vogliono avere una emozione, perché fare la Cansiglio è un'emozione, viene definita da chi, diciamo, esperto della materia e del settore come la corsa più bella, la salita più bella non solo d'Europa, probabilmente anche oltre Europa, e quindi è un'occasione per poterci venire a trovare. Sono pochissime le gare centenarie, non solo in Italia, ma nel mondo. 2 saranno le manche di gara, sabato le prove e domenica la gara vera e propria, da Mezzavilla a Valselaga, a 5.930 metri per coprire un dislivello di 450 metri, con pendenza media del 7,6%. Un tracciato che non concede respiro o cali di concentrazione, da assaporare sia per chi guida che per chi è solo spettatore. Prima delle prove ci saranno le sfilate delle auto. Vedremo prototipi, le sport, anche le formula, quindi tutte macchine, diciamo, da competizione, da gara, e che si cimenteranno in questa importante, affascinante e famosa salita. 100 anni, una data importante, e quindi vogliamo sottolineare questo evento che per il territorio dell'Alta Provincia è un evento molto, diciamo, significativo e molto importante, che porta passione, ma porta anche, diciamo, molto indotto alla economia del nostro territorio.